Settima giornata del campionato di C1 di calcio a 5. Amici di Calcio Padova TV, sempre qui per seguire da vicino le sorti della formazione biancoscudata. Questa sera altro impegno piuttosto difficile per la squadra allenata da Rodriguez, perché in questa settima giornata il Padova dovrà affrontare la terza in classifica, ovvero il Gifema di Campo San Piero, che viene da ottimi risultati ottenuti fino a questo momento. Ne approfittiamo subito per darvi lettura del classifica, che vede al comando il Meggel di Piove di Sacco con 16 punti, poi lo Sporting Castello con 15, Miti Vicinalis insieme a Campo San Piero 12, Atletico Bassano 11, Sporting Altamarca 9, Rossano United, Padova e Cornedo 7 punti, Petrarca 4, Scaligera 3 e chiude poi il Vigoreal con un solo punto in classifica. Dicevamo dell'impegno di questa sera per il Padova, sembrerebbe un impegno proibitivo perché il Campo San Piero viaggia a gonfie vele, viene da un'ottima vittoria ottenuta settimana scorsa contro l'Atletico Bassano per 6-4, mentre il Padova è stato sconfitto brutalmente dal Vicinalis per 5-2. Ma il Padova sappiamo che quando gioca in casa sa regalarci emozioni e soprattutto sa lottare, grazie anche alla forza che gli viene data dal pubblico che accorre qui al Palagozzano. Tutto pronto per dare inizio a questo match. Padova alla battuta. Fischio d'inizio, partiti Padova contro Gifema Campo San Piero, partita piuttosto difficile, speriamo bene. Il Padova subito in attacco, però c'è l'intervento da parte dei giocatori di Campo San Piero in casacca bianca, con Pastore, quindi De Marchi indietro al portiere Boin, il lancio lungo ancora a cercare Pastore, va buono l'intervento di Vettore che riconquista palla e poi si fa vedere Gaspari, Matteo Gaspari, per la formazione biancoscudata in completa tenuta rossa questa sera. Crepaldi, il lancio lungo a cercare lo smarcamento di Gaspari che non avviene, quindi palla che finisce sul fondo per la rimessa del portiere Boin per il Campo San Piero. Lancio lungo con le mani che arriva direttamente sulle braccia dalla parte opposta del portiere Ballarin. Poi Rodriguez, Vettore all'indietro per Gaspari, controlla, si fa vedere ancora Rodriguez, viene attaccato all'altezza del centrocampo, si libera del pallone in direzione di Gaspari, da questi ancora Crepaldi, Gaspari, Rodriguez, Vettore, girano i giocatori in zona di attacco del Padova, poi ancora Gaspari tenta una finta per liberarsi, si chiude bene però il Gifema Campo San Piero, che come dicevamo, attenzione intanto a Vettore che però si liberava bene ma non riesce poi a controllare la sfera che gli sfugge, e quindi ha ragione la difesa del Gifema Campo San Piero, che adesso in posta con De Marchi. De Marchi tra l'altro una lieta conoscenza perché è l'addetto stampa del Cittadella, formazione che milita nel campionato di C1 ma con un passato glorioso in Serie B come tutti sapete, ed è un po' una sorpresa vederlo in campo con il Gifema Campo San Piero, una passione questa che non conoscevamo. E intanto Padova ancora in avanti con Vettore che dà all'indietro per Crepaldi. Rodriguez cerca spazio, poi mette il pallone al centro, il pallone che arriva dalla parte di Gaspari che non controlla bene la sfera. Ha ragione quindi la difesa in casacca bianca del Campo San Piero. Il pallone adesso in direzione di Vicente e poi può impostare la manovra De Marchi con il numero 5, eccolo qui, il suo piede sinistro a impostare in direzione di Pastore che prova addirittura la conclusione. Si chiude il pallone adesso per Ballarin che è costretto a rinviare malamente di piede perché pressato dagli avanti in casacca bianca. Nulla di fatto in questo primo minuto e mezzo di gioco, 0-0, con gioco equilibrato da ambo le parti. De Marchi ancora in possesso di palla, pallone per Pastore, lo scambio ancora con De Marchi, all'indietro ancora per Dengo, e quindi
questa incursione con pallone che viene messo al centro, ma interviene bene Ballarin, possibilità di contropiede, 3 contro 2, Rodriguez e poi Gaspari che mette in mezzo, il pallone viene deviato da De Marchi. Vediamo però che gli arbitri non intendono degradare il corner che invece c'è. Onestamente De Marchi restituisce la sfera ai giocatori del Padova per la battuta dall'angolo di Rodriguez, all'indietro per Crepaldi. Attenzione perché ha un buon tiro, ancora Rodriguez, Vettore, sempre l'allenatore giocatore del Padova in possesso, poi un tiro a sorpresa da parte di Gaspari che per poco non finiva proprio all'angolino. Prima occasione quindi che va registrata a favore del Padova con questa conclusione da parte di Gaspari che ha sfiorato il montante. Intanto c'è un lancio lungo a cercare Dengo da parte di Pastore, pallone però che termina in fallo laterale. Padova che può ripartire. Pensate che il Padova vincesse questa partita, si avvicinerebbe addirittura alle zone alte della graduatoria, proprio portandosi a 2 sole lunghezze dagli avversari di questa sera, e quindi è un campionato ancora completamente aperto, un campionato che può dire molte cose. Attenzione intanto all'incursione di Pastore che viene chiuso dall'uscita di Ballarin, poi Rodriguez è bravo a liberarsi, l'appoggio ancora per Gaspari che viene in avanti, fermato però nella sua azione poi Gaspari, anzi Crepaldi. Vettore viene fermato, riparte De Marchi, ancora De Marchi, nessuna linea metà campo, poi prova a servire in profondità, ma intanto c'è un fallo commesso dallo stesso De Marchi, l'arbitro lascia correre, poi Rodriguez, un'ottima occasione di Rodriguez con intervento all'ultimo momento risolutore. Intanto vediamo che l'arbitro segnala una irregolarità al tavolo, viene assegnato il fallo commesso da De Marchi che viene anche ammonito. L'arbitro quindi si era accorto di tutto, di questo fallo ostruzionistico commesso da De Marchi in fase di ripartenza del Padova. L'arbitro ha lasciato correre, ha lasciato concludere l'azione e poi ha pensato di comminare l'ammonizione proprio a De Marchi. C'è il calcio d'angolo per il Padova, si attende il fischio dell'arbitro che arriva in questo momento, poi il pallone scodellato al centro con la conclusione al volo da parte di Crepaldi, pallone che termina sul fondo. Buona partenza quindi possiamo dire dei biancoscudati che di fronte a un avversario blasonato si sta comportando piuttosto bene. Buono il pressing da parte di Crepaldi, poi c'è l'uscita del portiere Boin, Padova quindi che non dimostra soggezione nei confronti degli avversari, ma anzi si spinge in avanti, e le occasioni principali le ha avuto proprio la formazione in casacca completamente rossa. Ancora De Marchi, possesso di palla che prova ad impostare, viene avanti Dengo, il doppio rimpallo che favorisce però la difesa del Padova con la rimessa dello stesso Crepaldi a cercare Rodriguez che prova a impostare, si fa vedere sulla sinistra Gaspari, l'appoggio all'indietro ancora per Rodriguez, quindi Vettore che controlla l'attacco dell'avversario, poi ancora Crepaldi, potrebbe addirittura provare la conclusione. Attenzione, interrotta la manovra e poi c'è un contropiede pericolosissimo da parte del Campo San Piero con Dengo che però si trascina il pallone oltre la linea laterale e quindi pericolo scampato per il Padova. Mi ha raggiunto intanto in postazione anche Stefano Volpe, sempre di Calcio Padova TV. Ci accingiamo ad assistere a una partita piuttosto difficile, dicevo in apertura, perché il Campo San Piero è terzo in classifica e ha anche velleità di salire in graduatoria, e quindi però il Padova è partito bene in questi primi minuti. Padova sembra trasformarsi quando gioca in casa, ricordiamo anche l'ottima partita di 2 settimane fa contro il Rossano. Rispetto alla partita di 2 settimane fa mi sembra che questa dalle prime battute siano ritmi un po' più bassi e forse questo va meglio anche al Padova, che ricordiamo quanto sia calato nel secondo tempo. E intanto
ancora il Padova in attacco, poi c'è un fallo commesso da Crepaldi. Sì, però dicevo, il Padova ad esempio in trasferta soffre molto, perché ad esempio anche venerdì scorso ha perso brutalmente 5-2, va bene contro una formazione di alta classifica, però dovrebbe farsi rispettare un po' di più. Intanto attenzione al tentativo da parte di Dengo, c'è la respinta, mentre in casa, giustamente come dicevi te Stefano, il Padova sa sempre farsi rispettare, ha perso una sola volta e le altre gare, attenzione all'autogol di De Marchi sulla ottima azione di Crepaldi, che poi tentava di mettere al centro, ma Crepaldi ci ha messo una gamba e ha spiazzato il proprio portiere Boin. Quindi Padova in vantaggio con questa iniziativa di Crepaldi e autorete di De Marchi. 1-0 quindi per il Padova, le cose si mettono bene, però ormai siamo abituati a lottare fino alla fine, perché soprattutto in questo sport non è mai detta l'ultima parola e anche il Padova ci mette del suo molto spesso, quindi ci fa soffrire ogni volta. Palleggio di De Marchi che tenta di riscattarsi da questa deviazione che è costato lo svantaggio alla formazione di Campo San Piero, e quindi vediamo il Padova adesso con Rodriguez, il tocco su Carraro che è subentrato nel frattempo, quindi Crepaldi, adesso il Padova con il quintetto base, poi sbaglia Crepaldi il controllo, può ripartire il Campo San Piero con Maragno, quindi De Marchi, ancora pallone in direzione di Vicente, ancora De Marchi con il suo sinistro, cerca di giostrare, poi c'è una buona iniziativa, pallone all'indietro per Maragno, l'azione era di Bertollo, ancora De Marchi, quindi Vicente, si stringono le maglie dei giocatori biancoscudati, poi attenzione a Barollo e la deviazione di Ballarin che come sempre si distingue, chiude lo specchio della porta sulla conclusione di Bertollo. Ancora De Marchi, però Campo San Piero che non ci sta ad aver subito questa rete, quindi prova subito a reagire. Vicente si gira bene, la parata con respinta di Ballarin, può ripartire il Padova con Carraro, si fa vedere Mandalosso che è entrato al posto di Vettore, poi Rodriguez, Mandalosso si fa vedere dalla parte opposta, lo scambio 1-2 non riuscito, poi Bertollo per il Campo San Piero, indietro ancora per De Marchi, l'apertura su Vicente, ma Padova ha già chiuso gli spazi, impedendo quindi il tentativo di contropiede da parte della formazione di Campo San Piero. Maragno, deviato il suo appoggio dall'intervento di Carraro, poi lancio lungo, ottimo il colpo di testa a chiudere di Rodriguez, ancora De Marchi che prova a impostare, non ci sono spazi però, poi l'appoggio è sbagliato in direzione di Maragno, palla in fallo laterale, tutto vantaggio del Padova con Madalosso che riparte, offre a Rodriguez, quindi Carraro, Madalosso, adesso c'è il movimento degli avanti in casacca rossa, Rodriguez, buona l'apertura dalla parte opposta dove si fa vedere Crepaldi che ci ha abituato spesso al dribbling anche dalla distanza con la conclusione secca in porta, e quindi possiamo aspettarci di tutto. Infatti vedete il suo dribbling e poi prova di sinistro, l'avevamo appena detto, prova di sinistro, pallone che attraversa tutto lo specchio dell'area di rigore, poi c'è il lancio lungo, attenzione perché Ballarini è stato anticipato di testa da Bertollo e per poco non riusciva ad insaccare sul rinvio lungo da parte di Boin, poi Rodriguez lo affronta De Marchi, ancora Crepaldi per il Padova, da questi a Carraro, buono l'appoggio a tagliare fuori tutta la difesa del Campo San Piero, non ci arriva però Madalosso. Un buon Padova, Stefano Volpe. Sì, un buon Padova, un Padova che come nelle precedenti partite gioca praticamente senza un puro riferimento offensivo, quello che mi sembra di capire sia per esempio Bertollo nel Campo San Piero, e questo ogni tanto può mettere in difficoltà gli avversari, si muove molto davanti il Padova che comunque è una squadra frizzante, attenzione a questa occasione, per cui
buon Padova. Tornando al gol, credo si possa parlare di autogol, perché con le regole che valgono anche nel calcio non era una conclusione in porta, ma quanto un cross, mi sembra, quello di Crepaldi forse, quindi è autogol del numero 5 De Marchi. Sono d'accordo con te. Intanto, mentre lo nominavi, proprio Bertollo è andato vicino alla segnatura con un buon numero, destreggiandosi e poi colpendo di sinistro, pallone che però ha attraversato lo specchio della porta ed è finito sul fondo. Adesso il Padova deve un attimino controllare le azioni di contrattacco del campo San Piero, che ovviamente non ci sta a perdere questa partita. Siamo solo all'inizio. 1-0 però per il Padova. Rodriguez, poi ancora pallone in direzione di Carraro con Madalosso che si smarcava al centro. È rientrato intanto Veronese per il Padova. Carraro, Rodriguez, ancora Carraro, Madalosso, lo scambio fra i due, si fa vedere in mezzo Veronese, poi è sbagliato l'appoggio di Carraro con pallone che termina addirittura nel corridoio degli spogliatoi, e quindi la rimessa che spetterà alla formazione di Campo San Piero, con Righetto in possesso di palla, poi Maragno, ancora Righetto, scambio fra due, buono l'intercetto da parte di Carraro che prova ad andare al tiro, pallone però colpito non molto bene, un po' schincata la conclusione. E intanto c'è un time out chiesto dalla formazione del Campo San Piero, che è sotto di un gol, anzi di un autogol, giustamente, come ha voluto precisare poco fa Stefano Volpe, perché è stata un'autentica deviazione su un tentativo di cross da parte di Crepaldi. Tutto fa brodo comunque. Ecco, dando una sbirciata alla classifica, vediamo che il Padova purtroppo, a causa proprio delle sconfitte in trasferta, dove rende molto meno, si trova in zona difficile, no? 7 punti soltanto in classifica, però in compagnia di Rossano United e di Cornedo, che dopo un avvio piuttosto negativo è riuscito a risalire. Chi sta andando invece piuttosto maluccio è il Petrarca e l'altra squadra che abbiamo visto qua in Coppa, il Vigo Real, che il Padova ha battuto abbastanza agevolmente, mentre col Petrarca era stata più combattuta. Sì, non è ci sono 5 squadre padovane nel girone, le 3 sul fondo e invece 2 in testa, la Meggel e il Campo San Piero, comunque solo 4 punti alla vetta. Quindi buono per le padovane di Piove di Sacco e di Campo San Piero. Attenzione, intanto buono l'intervento di Rodriguez, mentre appunto devono darsi una svegliata le altre padovane tipo Vigo Real, Petrarca e appunto Calcio Padova, che 7 punti in classifica sono troppo pochi fino a questo momento. Comunque speriamo bene. Vediamo intanto, no, non era uscito questo pallone. Il secondo arbitro, Pozzobon di Treviso, dice che la sfera ha oltrepassato la linea laterale proprio qui sotto la nostra postazione. Sinceramente non ho visto così. Ricordiamo che invece il primo arbitro è il signor Mezzaroba di Conegliano. Ancora Campo San Piero che prova ad imbastire una manovra, però Padova per il momento fa buon movimento. Buono questo intervento da parte di Carraro con pallone riconquistato. Rodriguez, adesso si tratta un attimo di amministrare. Ancora Carraro, l'apertura in direzione di Veronese e quindi ancora Carraro, Madalosso, Padova che viene attaccato adesso ed è costretto a buttare via la sfera. Madalosso pressato da 2 avversari. Ancora il Gifema che prova a ripartire, pallone in direzione di Righetto, questi a Maragno, poi Munaretto, l'altro under schierato dalla formazione di Campo San Piero. Madalosso prova ad attaccare l'avversario, c'è un intervento poi di Veronese con Munaretto che dà all'indietro e poi ancora una uscita decisiva da parte di Ballarin che anticipa l'intervento di Bertollo, che ha provato di testa. Intanto Padova nuovamente in zona tiro, buono Madalosso, poi Rodriguez che tenta di servire a centro area Veronese che era venuto a sbarcarsi, pallone intercettato
Bertollo in posizione non sua in questo momento perché è un attaccante centrale. Eccolo qua, possesso di palla Bertollo, stazza piuttosto pesante ma che sa destreggiarsi piuttosto bene con i piedi. Ancora Bertollo all'indietro per Maragno, poi Righetto, Maragno, intervento di Munaretto, buono il pressing da parte di Madalosso che tenta di aggredire Munaretto, mantiene bene il pallone, poi ancora Bertollo, Bertollo si libera, sicuramente proverà la conclusione ed è bravissimo ancora una volta Ballarin a metterci un piede e a deviare il pallone sul fondo. Portierone biancoscudato che anche questa sera ha tutte le intenzioni di distinguersi con i suoi interventi. Tanto pallone all'indietro per Maragno, c'è possibilità del tiro ma interviene bene Preatoni, subentrato nel frattempo al posto di Madalosso. Due giovani questi del Padova insieme a Vettore che si sono contraddistinti in questo avvio di stagione. Tanto il Padova riconquista palla, Veronese adesso, Rodriguez sulla linea di centrocampo, lo scambio proprio con Preatoni e quindi Carraro che è in possesso anche di un buon tiro. Preatoni ancora indietro, Carraro non trova lo spazio, allora serve Rodriguez, ancora Carraro con il suo sinistro, il controllo, attenzione intanto al smarcamento di Rodriguez, il passaggio però di Veronese troppo lungo, non ben dosato, e allora è il Gifema Campo San Piero adesso che prova a ripartire con il pallone servito in direzione di Pastore che è rientrato. Pastore è costretto all'indietro nella propria metà campo, riconquista palla da questi a Vicente, quindi Maragno, ancora Pastore, attenzione al passaggio filtrante, intercetta Veronese, ancora Pastore, l'apertura parte opposta, proverà una conclusione e Ballarin la vede e ha tutto il tempo di buttarsi sulla propria sinistra e deviare. Difficile sorprendere da quella distanza Ballarin, il tiro era di Righetto. Intanto c'è un calcio d'angolo, ancora pallone dietro, possibilità però di contropiede, intercettato ancora da Righetto, attenzione a non scoprirsi, Righetto che poi incespica, pallone che termina sul fondo, l'arbitro gli dice di non protestare, anzi decreta la rimessa in gioco a favore del Padova che è in vantaggio per 1-0, conto dei falli 1 per parte, quindi siamo ancora molto lontani dalla possibilità dei tiri liberi. Rodriguez, adesso il pallone in direzione di Gallimberti che è entrato nel frattempo, ancora Gallimberti, attenzione a perdere questi palloni sull'attacco di Righetto. Ha rischiato qui il Padova perché se Righetto avesse controllato meglio questa sfera si sarebbe trovato tutto solo di fronte a Ballarin. Intanto Preatoni viene a prendersi il pallone all'altezza della propria area, poi è Rodriguez che controlla il servizio su Gallimberti, non trova spazio, allora prova lo scambio con Preatoni, scambio che non riesce, è rientrato De Marchi, il regista della squadra che imposta dall'indietro, l'apertura poi su Righetto ancora, lo scambio che non riesce, può ripartire Gallimberti, attenzione a Gallimberti, buono sulla sinistra, prova poi trovare lo spazio, non lo trova e poi Rodriguez, Preatoni, c'era la possibilità forse di andare al tiro e poi Crepaldi si libera però viene fermato da Vicente, ma riconquista la sfera Rodriguez che si attarda un attimo, forse bisognava colpire di rimessa e poi Gallimberti, una bomba autentica con la respinta del portiere Boin e Rodriguez che ha una scarpa slacciata e quindi getta volontariamente il pallone oltre la linea laterale chiedendo all'arbitro il permesso di allacciarsi la scarpa. Sportivamente il Campo San Piero restituisce la sfera e allora riparte Preatoni, quindi ancora Rodriguez, Preatoni, giocatore guizzante, attenzione proprio lui che si incunea in mezzo all'area di rigore avversaria, viene fermato, poi sbaglia il controllo Pastore e Campo San Piero che ci sembra un po' innervosirsi perché non riesce forse ad imbastire le azioni
che vorrebbe, a mettere in pratica e mettere in atto i propri schemi che gli hanno permesso di salire così in alto in classifica. Adesso invece arriva il turno del time out chiesto dal Padova e così si esauriscono le possibilità di chiedere altri time out nel corso di questo primo tempo, uno per parte già chiesti, e allora io ne approfitto per scambiare due chiacchiere ancora una volta con Stefano Volpe. Ecco, alla vigilia del campionato avevamo molte speranze su questo Padova, si sperava potesse lottare per le zone alte, però abbiamo visto anche dalla classifica poco fa che basta poco per recuperare terreno. L'abbiamo visto già 2 settimane fa in occasione della vittoria ottenuta in casa contro lo United Rossano, che il Padova fece un bel balzo in avanti, poi una sconfitta in trasferta li ha cacciati di nuovo all'indietro, però vincendo questa sera chissà. Da quello che ho letto e sentito, poi la scorsa partita è stata una delle peggiori giocate dal Padova, una giornata proprio totalmente storta che ci può anche stare. Non dimentichiamoci comunque che la formazione biancoscudata è una neopromossa in Serie C1. È vero anche questo, e quindi già un campionato di centro classifica sarebbe già soddisfacente. Comunque vediamo intanto Galimberti, ottimo lo scambio con Crepaldi, ha provato la battuta al volo Galimberti, non ha attenzione perché a momenti qui saltava fuori un gol eccezionale, per poco su questo girata da parte di Righetto, con il pallone che è finito alto di pochissimo. Intanto Crepaldi controlla la sfera, Rodriguez, sempre 1-0 per il Padova. Ancora Preatoni, cerca di mettere in mezzo, poi Preatoni cerca di servire da parte opposta a Galimberti, ma riparte il Campo San Piero, attenzione, poi il controllo di Vicente, quindi Pastore, attenzione perché ha la possibilità di andare al tiro, lo chiude Galimberti e allora riparte ancora Righetto. De Marchi in possesso di palla, De Marchi con il destro, non è il suo piede, allora se lo porta sul sinistro, poi il servizio su Vicente, ancora Pastore e quindi De Marchi ancora che chiama gli schemi della propria squadra, si muovono i suoi compagni di squadra, quindi Righetto viene attaccato da Crepaldi, ottimo Crepaldi, no! E c'è un boato sugli spalti perché viene fischiato un fallo a Crepaldi che a nostro avviso non c'era. No, e anche perché si è alzata in piedi tutta la panchina biancoscudata per mettersi le mani nei capelli perché Crepaldi era lasciato in porta. Il fallo presunto tale è stato commesso proprio davanti alla panchina del Padova, c'è stato un no collettivo, molti dubbi su questo fischio arbitrale. E c'è stato un no collettivo anche da parte del pubblico qui sulla gradinata del Palagozzano, perché sinceramente se l'arbitro non avesse fischiato Crepaldi aveva tutto il campo libero per andare verso il portiere avversario Boin. Intanto De Marchi non trova lo spazio ed è costretto ad andare all'indietro. Boin che molto probabilmente tenterà, vediamo intanto che c'è un intervento da parte dell'arbitro perché c'è un intervento irregolare di Galimberti che viene anche ammonito, non abbiamo visto bene ma forse c'è stato un fallo per impedire all'avversario di andare in contropiede. Il primo arbitro Mezzaroba se ne è accorto e ha fischiato il calcio di punizione a favore del Campo San Piero con ammonizione per Galimberti. Intanto buono l'intervento, riparte Preatoni, è veloce, attenzione, potrebbe guizzare via Preatoni, tenta una finta, Preatoni si va dalla parte sbagliata, forse alla fine si porta il pallone sul fondo, a nostro avviso doveva convergere sul destro verso il centro per poi provare la conclusione. Ancora Pastore per il Campo San Piero con Vicente, poi De Marchi all'indietro, ancora De Marchi in possesso di palla, è entrato anche Perusin. De Marchi tenta di scodellare il pallone e poi se lo trattiene fra i piedi, ancora Vicente e quindi Perusin ne è entrato che dà all'indietro, però è troppo lenta la manovra del Campo San Piero, attenzione, poi all'improvviso si fa vedere Vicente, prova la conclusione in diagonale, controlla agevolmente Ballarin e allora può ripartire Rodriguez, sempre 1-0 per il Padova.
Rodriguez, buono questo servizio in direzione dei Preatoni, viene bloccato da De Marchi, ancora Crepaldi, poi Galimberti, ancora Crepaldi, gol di Crepaldi, spettacolo al palo Rossano, grandissimo gol di Crepaldi su un'azione combinata con Galimberti che ha servito ancora una volta proprio a centro area. Crepaldi, il quale non ci ha pensato due volte, di destro ha fatto partire una cannonata sotto la traversa, nulla da fare per Boin. Padova 2-0. Bello, molto bello questo gol, un tiro violentissimo, non particolarmente angolato, ma che ha lasciato di sasso il portiere. Fin qui direi vantaggio meritato per il Padova. Anche perché continuiamo a vedere che il Campo San Piero trova grosse difficoltà a trovare spazio in attacco. Attenzione, intanto adesso è bravo Preatoni, perché persa palla è andato subito a chiudere l'avversario, impedendogli l'azione di contropiede. 2-0 per il Padova, e adesso le cose si mettono bene, però come sempre non sbilanciamoci troppo perché la partita è lunghissima e tutto può ancora succedere. Vediamo Preatoni, Rodriguez, adesso il Padova dovrebbe anche forse tentare di rallentare i ritmi, che già non sono altissimi come in altre occasioni, però cercare un attimo di addormentare la partita, mantenere questo doppio vantaggio sarebbe importantissimo, almeno nella prima fase di gioco. Vedete Bertollo, è pericolosissimo Bertollo in queste azioni, è già la seconda volta che prova ad anticipare Ballarin di testa e c'è stata la deviazione del portiere in effetti, ma è bravissimo Bertollo a sfruttare i lanci lunghi di Boin con le mani per saltare davanti a Ballarin, anticiparlo di testa e rendersi molto pericoloso, come in questo caso. Intanto De Marchi, si fa vedere Perusin che riceve il pallone proprio in questo momento, capitano del GFEMA, poi ancora De Marchi. Perusin potrebbe andare al tiro, attenzione poi per De Marchi, pallone sul sinistro, la respinta di Ballarin e poi Padova che può ripartire in contropiede. Attenzione Galimberti, un passaggio troppo arretrato in direzione di Preatoni, c'è anche un fallo, infatti un fallo di Perusin, l'arbitro lo ammonisce, anche la terza ammonizione del match, un match che non è cattivo, però sono tutti falli di ostruzione, falli antisportivi che impediscono all'avversario di manovrare. In questo caso il Padova stava andando in contropiede, c'è stato l'appoggio di Preatoni che andava a cercare di smarcare un compagno, ma ha subito un fallo proprio al momento in cui andava a colpire la sfera. Protestano i giocatori del Campo San Piero, ma c'è poco a protestare in questo caso, e soprattutto è più che giusta l'ammonizione decretata dal secondo arbitro Pozzobon di Treviso. C'è un calcio di punizione ancora per il Padova, che è già in vantaggio per 2-0. Il Padova che ha saputo anche in altre occasioni sfruttare queste punizioni. Vedete infatti Rodriguez che dà a disposizione ai compagni di squadra. Padova che sa studiare schemi piuttosto interessanti in queste occasioni. Larghissimo Carraro, forse verrà servito proprio lui. Vediamo Rodriguez e Carraro, infatti Carraro ancora al centro, non ci arriva Crepaldi, viene anticipato proprio all'ultimo momento, ma buona anche questa azione del Padova che si è reso minaccioso. Madalosso, ancora Carraro all'indietro, fa girare la sfera per Crepaldi, poi ancora Carraro si leverà bene Carraro e poi ci pensa De Marchi a chiudere, però finisce il primo tempo, quindi Padova in vantaggio 2-0 senza correre eccessivi rischi. Si tratterebbe di mantenere il risultato nella ripresa, sarà difficile, lo sappiamo, anche perché una vittoria del Padova porterebbe la formazione di Rodriguez a 10 punti in classifica, soltanto a 2 lunghezze proprio dagli avversari di questa sera, e quindi non perdetevi il secondo tempo fra pochissimo su Calcio Padova TV. Secondo tempo di Padova Calcio 5 GFEMA Campo San Piero, è iniziato proprio in questo momento. Al termine della prima mezz'ora di gioco Padova in vantaggio sorprendentemente per 2-0 sulla più blasonata formazione
di Campo San Piero. Intanto si parte subito, attenzione adesso perché dobbiamo attenderci la reazione proprio della formazione in casacca bianca. Padova con Veronese che prova ad andare in contropiede, subito bloccato. Dicevamo 2-0 dopo il primo tempo, ottima prestazione dei biancoscudati con rete, anzi autogol di De Marchi e poi il raddoppio di Crepaldi. C'è un intervento con la mano da parte di Rodriguez, forse involontario, e l'arbitro lo ammonisce anche. Vediamo che gli arbitri di questa sera dal cartellino abbastanza facile. Questo forse era un fallo involontario, pallone che gli è ribalzato sul braccio. Rodriguez si è subito scusato, ma questo non è bastato per evitare la munizione che è arrivata da parte del secondo arbitro Pozzobon di Treviso. E adesso subito in attacco la formazione del Campo San Piero con questo calcio di punizione da posizione pericolosa. È proprio De Marchi sul pallone, vediamo se proverà la botta diretta in porta o magari proverà lo scambio con i compagni di reparto. È tutto pronto, barriera un po' approssimativa da parte della formazione di Rodriguez, lo stesso Rodriguez e Carraro, e poi De Marchi che prova la gran botta, forse pallone, e poi servizio al centro in direzione di Bertollo con intervento del numero 3 in maglia bianca che non riesce. Pallone sul fondo per la rimessa in gioco da parte di Ballarin in direzione di Rodriguez, poi lo scambio Crepaldi, rientrato intanto Crepaldi, gran tiro e questa volta grande parata da parte di Boin, pallone che era destinato proprio nell'angolino a fil di palo, una gran botta, ma è stato bravo il portiere del Campo San Piero a deviare in calcio d'angolo. Ancora pallone indietro per Crepaldi che prova il tiro dalla lunga distanza, pallone colpito male, e allora il lancio lungo di Boin, come spesso è accaduto anche nel primo tempo, poi sbaglia Vettore, mette in movimento Bertollo, c'è la respinta di Rodriguez che poi si attarda a richiamare il giovane attaccante del Padova, Vettore, che si è lasciato sfuggire questo pallone. Involontariamente ha servito Bertollo in una posizione piuttosto pericolosa. Intanto De Marchi ancora all'indietro per Maragno che è costretto a dare al proprio portiere Boin il lancio lungo, il colpo di testa di De Marchi con un pallone per nulla pericoloso che finisce tra le mani di Ballarin. Ancora Vettore, poi Rodriguez mette ordine alla manovra, poi Crepaldi, l'appoggio in direzione di Vettore che questa volta non riesce a agguantare la sfera che finisce sul fondo. Allora riparte Boin per Maragno, l'appoggio per Bertollo, ancora all'indietro l'intervento di Carraro, però De Marchi li mette subito in gioco e poi i colpi di testa sempre pericolosi di Bertollo con deviazione ancora una volta di Ballarin, poi c'è la rimessa di Munaretto all'indietro, Maragno, gran botta e poi Ballarin, pallone che danza davanti alla linea di porta, e è sventata la minaccia grazie anche all'intervento di Carraro, però veramente ha corso un grosso pericolo in questa occasione il Padova con un autentico siluro, con ottima parata di Ballarin. Ancora Maragno, in avanti Munaretto, poi Bertollo, l'apertura ancora su Maragno, un pallone che sfiora il palo, e adesso ci aspettavamo la reazione del Campo San Piero, speriamo non sia così per tutta la ripresa. No, però come era prevedibile hanno alzato il baricentro, perché in tanti frangenti del primo tempo giocava molto basso il Campo San Piero e quindi si rendeva poco pericoloso, si appoggiava più che altro al pivot. Adesso giocano molto più alti, stanno tenendo sotto il Padova che intanto fatica anche a uscire dal pressing del Campo San Piero. Vediamo se adesso si riuscirà a tenere palla la formazione biancoscudata. Tanto Rodriguez che difende la sfera, la scambia con Vettore, ancora Vettore, prova a darla indietro però la perde De Marchi. Adesso pallone scodellato in avanti in direzione di Bertollo, esce anche Ballarin ma Bertollo non riesce ad agguantare la sfera,
che termina l'MLM sul fondo. Attenzione a questi contropiedi del Campo San Piero, che adesso non ci sta, è sotto di 2 gol, deve recuperare, e Padova. Ecco, Stefano Volpe, a questo punto al Padova cosa converrebbe? Rallentare la manovra, tentare di non scoprirsi, cercare di gestire la sfera? Sì, tenere un po' di più la palla, cercare con calma qualche varco offensivo e difendersi con ordine e cercare il 3-0 che potrebbe indirizzare la sfida. Vabbè, a questo punto sì, scappasse anche il terzo gol sarebbe quasi fatta, ma non vogliamo mai sbilanciarsi in queste occasioni, perché abbiamo visto anche in altri belle serate qui al Palagozzano come partite che sembravano già chiuse poi all'improvviso sono state riaperte. Intanto ci godiamo questo 2-0 che vede il Padova in vantaggio. Poi Vettore, Carraro, ora Carraro costretto a dare l'indietro a Rodriguez, si fa vedere Crepaldi proprio lungo la linea laterale. Crepaldi controlla bene, buono il suo dribbling, prova poi la gran botta alta, nulla di fatto, ma intanto il pallone sta dall'altra parte e i secondi scorrono. Vediamo adesso che il pallone tarda anche a tornare in campo tra le proteste della panchina del Campo San Piero. Carraro, che era vicino alla sfera, si è fatto finta di niente, infatti hanno protestato piuttosto vistosamente quelli della panchina del Gifema. Ancora De Marchi che si appresta alla battuta laterale, si fa vedere anche Vicente che entra proprio in questo momento, tocca il pallone, De Marchi controlla bene, poi all'indietro c'è Maragno che si fa vedere, riceve la sfera, anche Pastore poi che si gira su se stesso, cerca lo spazio, intercetta però Crepaldi. Buona la ripartenza del Padova con Vettore, indietro ancora per Crepaldi, applausi per questo disimpegno della formazione in casacca completamente rossa. Poi Carraro, il possesso di palla, che ha ereditato la fascia di capitano da Giorgi, che per motivi di lavoro ha dovuto abbandonare la squadra. Giorgi che si è recato in Svizzera con una nuova attività professionale e quindi non ha potuto proseguire la stagione qui con il Padova. Intanto De Marchi prova a ripartire ed impostare nuovamente la manovra del Campo San Piero. Buono l'intercetto da parte di Carraro che controlla a uomo De Marchi. Poi Pastore, attenzione perché è guizzante e pericoloso. De Marchi si libera bene, prova poi a cercare Maragno e poi c'è un fallo, forse l'arbitro dice che c'è il fallo. Il secondo arbitro aveva indicato la rimessa a favore del Campo San Piero, il primo arbitro invece dalla parte opposta ha visto bene il fallo commesso dagli attaccanti del Gifema. E adesso Rodriguez saggiamente amministra l'azione, poi Vettore viene contrastato, pallone poi che rimbalza sul piede di Crepaldi. Ci sarà la rimessa a favore del Campo San Piero con Boin che questa volta non lancia a lungo ma tocca a Vicente. E ancora De Marchi scodella in avanti il pallone, buono l'intervento da parte di Carraro che si rende utile anche in fase difensiva. Importante tenere duro soprattutto in queste prime fasi del secondo tempo, onde scoraggiare anche un po' le iniziative del Gifema Campo San Piero. La rimessa è De Marchi in possesso palla, l'appoggio su Vicente che prova con una finta, poi ancora De Marchi, Pastore, Vicente, si chiudono bene in fase difensiva i giocatori del Padova. Poi Pastore, lo scambio, l'intercetto da parte di Carraro, ne scaturisce un calcio d'angolo a favore degli ospiti che sono sotto di 2 gol e vogliono assolutamente riaprire la partita. Così invece non vuole il Padova che sta saggiamente amministrando. Attenzione intanto a De Marchi, poi Righetto in possesso palla, Righetto viene attaccato da Vettore che si libera, poi ancora De Marchi che subisce fallo da Vettore. C'è anche un fallo in reazione forse
Carraro protesta, l'arbitro lascia correre, attenzione adesso a non scoprirsi, poi buono l'intervento di Rodriguez che viene poi attaccato irregolarmente da Righetto. C'è quindi un calcio di punizione per il Padova, si respira. Rodriguez che rimane anche leggermente contuso, si deve asciugare il parquet. Tutto a vantaggio del Padova. Viene applaudito anche l'incaricato all'asciugatura del parquet. E questi sono secondi preziosi che servono anche per rimettere a posto un po' le idee, no? Per rifiatare soprattutto, perché questo gioco ha molte poche pause. Poi ci sarà il recupero, però almeno si rifiata un po', il Padova ha bisogno di rifiatare in questo momento. E di riordinare anche un po' le idee dopo aver corso un paio di rischi, però Rodriguez intanto, Crepaldi, buono per Carraro che non controlla bene, si lamenta per una spinta, nulla di fatto, riparte allora il Campo San Piero con Pastore, da questi a Dengo, intercetta bene Rodriguez che si invola, Rodriguez all'appoggio poi per Carraro, adesso Carraro, Rodriguez, gol! Grande esultanza di Alberto Rodriguez per questo 3-0 che potrebbe anche mettere al sicuro il risultato. Terzo gol del Padova con Rodriguez sul servizio di Carraro, una splendida azione di contropiede, e adesso il Padova deve solo amministrare. L'avevamo detto poco fa, Stefano, che Padova deve saggiamente amministrare e magari potrebbe scapparci il terzo gol, e infatti così è stato. Sono stati molto bravi a gestire il contropiede, ad avere pazienza, a tenere il pallone per trovare la giocata giusta. Non hanno avuto la fretta di cercare la porta, di concludere, tutto fatto molto bene. L'intelligenza di Rodriguez che conduce il contropiede, la dà sulla destra, poi si stacca per mettersi nella posizione migliore per calciare, la difesa non lo segue. Ottima azione del Padova, 3-0 e adesso sì, per il Padova basterebbe soltanto rallentare i ritmi. Non era partito male il Campo San Piero nel secondo tempo, però non è mai riuscito a creare quel forcing, a dare quel ritmo più alto per poter mettere in difficoltà il Padova. Ha giocato abbastanza sottotono finora la formazione in maglia bianca e ne sta pagando le conseguenze. E allora il Padova che intanto è ancora una munizione, espulso Vicente. Molte le proteste anche da parte della panchina del Campo San Piero. Padova stava per riprendere il gioco, ma a gioco fermo Vicente ha sgambettato un avversario e l'arbitro, che era lì a pochi passi, ha estratto subito il cartellino rosso e quindi viene espulso Vicente. Vediamo ancora piuttosto vivaci le proteste della formazione del Gifema Campo San Piero, che si trova sotto di 3 gol e adesso anche deve accusare questa espulsione di Vicente. Espulsione che c'era forse? Non ho visto bene, perché era come altri falli che sono stati ravvisati da questi arbitri, era a palla lontana, per cui non sono riuscito a vedere bene. Forse c'è stata una spinta, però era già da qualche minuto che il gioco si era innervosito molto, per cui forse ha pagato anche questo Vicente. E vediamo anche leggermente contuso Vicente che abbandona il campo, ma poteva trattarsi forse di uno scontro fortuito, perché i due si sono proprio ostacolati in fase di ripiazzamento a centrocampo, ma l'arbitro era forse meglio appostato di noi perché era lì a pochi passi e non ha avuto dubbi, mentre continuano le proteste della panchina del Campo San Piero, e adesso deve giocare con un uomo in meno il Campo San Piero, con Padova quindi che ha davvero la ghiotta opportunità di arrotondare e mettere al sicuro il risultato. Crepaldi, poi ancora Rodriguez, Carraro, Madalosso, l'intervento con una certa veemenza da parte di Righetto, l'arbitro lo richiama verbalmente, in effetti ci è sembrato un intervento un po' fuori misura. Rodriguez
fa bene il Padova a far girare il pallone, ha un uomo in più, controlla male Madalosso, poi c'è Dengo in possesso di palla che si libera e poi può ripartire, ma c'è anche il fallo da parte di Righetto, proteste da parte della tifoseria di Campo San Piero giunta fin qui al Paragozzano. Fallo c'era comunque, attenzione intanto a Carraro, Rodriguez, poi Crepaldi, ancora Rodriguez, ancora Carraro, adesso c'ha più spazio il Padova per far girare la sfera, c'è la ribattuta di Dengo, calcio d'angolo, ancora Carraro, quindi il tocco per Crepaldi, la conclusione, poi ancora Carraro, Madalosso, l'uscita di Boin, la porta è vuota, Carraro, Rodriguez si attardano nel tiro e poi ancora Rodriguez per Carraro, bene questo giro palla da parte di Rodriguez, poi Madalosso potrebbe provare la conclusione, Carraro dalla sua posizione ideale, eccolo qua, buona manovra, pallone che rimane ancora in zona d'attacco del Padova, del resto con un uomo in più così deve fare il Padova, guadagna tempo e soprattutto crea occasioni. Intanto Carraro, quindi Rodriguez, ancora Carraro, Madalosso, portiere che prova ad uscire, poi ancora Carraro, Crepaldi, poi ancora un calcio d'angolo dopo la deviazione di Dengo e allora rientra Maragno e adesso il Campo San Piero è di nuovo al completo. Padova che ha provato ad approfittare della superiorità numerica, tanto Madalosso, c'è la sua conclusione deviata da Maragno, ma sul 3-0. E allora a maggior ragione ci viene da chiederci come mai questo Padova ha solo 7 punti in classifica quando in casa sa esprimersi a questi livelli. È una squadra comunque che deve crescere, che magari in casa si sente più sicura e che come tutte le squadre comunque che affronta per la prima volta in una categoria viaggia di alti e bassi, per cui per adesso credo debbano essere soddisfatti Rodriguez e i suoi ragazzi del cammino raccolto fin qui e anche insomma i conti si faranno poi quando arriverà l'inizio della primavera, si faranno le partite decisive, vedremo dove sarà il Padova, se riuscirà a dare un'accelerata per potersi chissà magari insediare in zona playoff. E ricordiamo anche che il Padova ad esempio ha perso la partita di Piove di Sacco contro la Megel negli ultimi istanti di gioco, dopo essere stata in punteggio di parità, poteva addirittura strappare il pareggio a fine gara, invece proprio negli ultimi minuti ha subito 2 reti, quindi ecco piccole disattenzioni che sono costati dei punti preziosi in classifica, però dicevamo anche prima il campionato è ancora molto lungo. Attenzione intanto a Carraro che perde l'attimo per il tiro, poi Rodriguez, bene per Madalosso che cerca di servire al centro per Crepaldi, ma adesso il Padova è tutto proteso in attacco. Carraro, Rodriguez amministra bene, si fa vedere Crepaldi, bella questa azione, il colpo di tacco di Crepaldi, poi ancora Madalosso, quindi lo scambio di Carraro che tentava di servire Rodriguez e adesso si capovolge l'azione con il lancio lungo di Boin, il colpo di testa di Righetto che non mantiene il pallone in campo per la rimessa quindi di Rodriguez, il tocco poi ancora per Carraro, apertura per Crepaldi, si fa vedere Carraro, lo scambio con Madalosso che tentava poi l'1-2 lungo su Crepaldi che però invece ha desistito nella sua azione. C'è poi un tentativo a parte di Righetto, c'è però la deviazione di Rodriguez e un time out chiesto ancora una volta dalla formazione di Campo San Piero. Situazione falli degli ospiti, addirittura 4, quindi attenzione perché è ancora un fallo a disposizione per la squadra ospite. Dopodiché il Padova potrà anche approfittare dei tiri liberi, quindi siamo a metà della ripresa e le cose si sono messe davvero bene, soprattutto dopo il terzo gol. Sì, Campo San Piero un pochino quasi non ci crede più. Ho notato sia adesso ma anche nel primo tempo, quando il risultato era in equilibrio, tanti lanci lunghi del Campo San Piero. Può anche essere una tattica studiata, certo non si vede molto nel calcio a 5, che è un gioco ovviamente che si basa sulla palla a terra, gli scambi stretti,
vista proprio la natura stessa dello sport. E sì, non mi ha stupito molto positivamente, può darsi anche che sia incappata in una giornata storta la formazione di Campo San Piero, ci può stare. Buon Padova comunque, buon Padova, a tratti spettacolare, magari anche meno di altre partite, però concreto e attento in difesa, forse come mai non l'avevamo visto finora. E allora ci prova ancora il Campo San Piero, che non ha perso le speranze di riaprire il match, però Padova fino adesso non ha corso eccessivi pericoli. Bravo Crepaldi a liberarsi e poi prova a battere con un raso terra di sinistro proprio portiere Boì, e adesso il Campo San Piero prova anche con il portiere di movimento e quindi la porta è sguarnita. Sono 5 giocatori tutti all'attacco. In questi casi è proprio il tentativo in extremis che si attua per cercare di recuperare il risultato. Ancora De Marchi, poi è Righetto che fa da portiere in movimento, quindi De Marchi, ancora Dengo, è proprio Righetto adesso in possesso di palla con il numero 8, con la maglia però da portiere, quindi Dengo, ancora Righetto. Padova allora che si chiude tutto nella propria area di rigore per impedire il tiro agli avversari. De Marchi ci cischia un po' poi da Dengo e quindi Righetto, ancora Dengo, non arriva però il tiro e poi c'è un semicross da parte di Niero, calcio d'angolo già battuto. Poi De Marchi, Dengo, ancora Dengo all'indietro per Righetto. De Marchi, bene il Padova a chiudersi, non dà la possibilità agli avversari di andare alla conclusione. Poi De Marchi prova ancora il suo doppio dribbling, poi l'intervento di Crepaldi che come vedete prova subito a battere verso la porta sguarnita. Sono questi i rischi che si corrono quando si attua la tattica del portiere di movimento, si lascia completamente sguarnita la porta con un giocatore in più in fase di attacco. Però è vero anche che se perdi palla poi l'avversario può addirittura provare a farti gol dalla parte opposta. Intanto ancora De Marchi, ma non trova lo spazio, non trovano situazioni ideali per andare al tiro i giocatori di Campo San Piero. Poi attenzione adesso all'azione da parte di Perusin, poi Crepaldi e poi Rodriguez che viene attaccato subito da due avversari. È bravo Rodriguez a guadagnarsi la rimessa laterale e qui si vede l'esperienza. Qui si vede l'esperienza, anche perché appena recuperato palla Rodriguez ha alzato la testa, perché quando si sa che c'è il portiere di movimento si vede sempre dov'è. Ha visto che comunque stava rientrando in porta, non ha provato un pallonetto che sarebbe stato impossibile, magari qualche altro giocatore si sarebbe lasciato ingolosire, invece lui è stato molto saggio, ha guadagnato minuti e qua si vede la grandissima esperienza dell'allenatore giocatore del Padova, che sta facendo un ottimo lavoro proponendo anche dei giovani interessantissimi. E attenzione adesso, perché adesso sì la porta è sguarnita, ma è bravo De Marchi ad opporsi alla doppia conclusione di Carraro, ancora Carraro, ancora Carraro, e la deviazione di Righetto che si dimostra anche un abile portiere in questo caso. Ricordiamo Righetto è un giocatore d'attacco ed è schierato con la maglia viola di portiere in movimento. Intanto vediamo che ci sono molte proteste nella panchina del Campo San Piero e vediamo inquadrati adesso ancora delle proteste dei dirigenti del GFEMA con il primo arbitro. E intanto Padova che batte il calcio d'angolo, poi Carraro, Crepaldi, passaggio sbagliato questa volta, allora Righetto può impostare nuovamente il tocco per De Marchi, poi Pastore, viene attaccato però Pastore da due avversari, bravo Crepaldi ad anticipare Bertollo, rimessa per il Campo San Piero, ancora De Marchi e quindi viene avanti il portiere di movimento, Righetto, tiro altissimo, Padova se la prende comoda in questo caso,
bene per Crepaldi, il lancio lungo, ha da fronte a sé De Marchi e poi l'arbitro dice che la palla è uscita. Si riprende con una rimessa di De Marchi ancora per Pastore, che viene in avanti, cerca di servire un pallone filtrante, poi Boin, adesso è rientrato il portiere e c'è uno scambio volante con Righetto. Quando si tratta di parare entra Boin, quando si tratta di attaccare entra Righetto. Eccolo qua, il possesso di palla, quindi Pastore, ancora Righetto, pallone in mezzo per Bertollo, ben appostato, ma pallone che va sull'esterno, esce ancora Righetto e adesso che il Padova in possesso di palla è Boin che va tra i pali. Crepaldi, ma il Padova sta bene così, bravo qui Crepaldi, poi Rodriguez che non riesce a superare Bertollo, ancora Bertollo, intanto cambiano nuovamente il portiere, i giocatori del Campo San Piero, eccolo qua Righetto, poi De Marchi, Righetto, però non trovano mai lo spazio per andare al tiro nonostante la superiorità in fase di attacco. Poi c'è un autentico puntone da parte di De Marchi, la respinta del sempre attento Ballarin, ancora Righetto, De Marchi al centro per Pastore, poi il tiro di Munaretto deviato, Padova sempre in vantaggio 3-0, ancora Righetto, Pastore, ancora Munaretto, anzi Bertollo con deviazione di Ballarin, allora lo stesso Munaretto che va a battere il corner. De Marchi, Pastore, però bene il palo anche in questo caso a chiudersi, e poi c'è l'autogol, peccato c'è l'autogol di Carraro che nel tentativo di liberare sul traversone di De Marchi, Carraro colpisce male e mette nella propria porta, e poi lui stesso a chiamare il time out verso il primo arbitro, e quindi autogol di Carraro che riapre la partita per un attimo. Siamo sul 3-1 per il Padova e speriamo bene a sto punto. Sai, l'hai detto bene tu, in precedenza non si può mai dire, anche perché ha tentato tutto per tutto al Campo San Piero, una tattica aggressiva, superiorità numerica, portiere di movimento, rischiando anche un po', e dopo il palo di Bertollo è arrivato l'autogol di Carraro che alla fine ha deviato sfortunatamente la propria porta dopo un'azione insistita al Campo San Piero. Ultimi 3 minuti quindi che saranno di passione per il pubblico biancoscudato, anche se per quanto visto finora il Padova merita questa vittoria. Come a dire che siamo sempre destinati a soffrire tutte le volte che seguiamo Padova Calcio a 5, però insomma siamo ancora sul 3-1, i minuti sono pochi al termine e vediamo cosa succederà. Si riprende il gioco intanto, Crepaldi, quindi Carraro, Maddalosso e Rodriguez. Rodriguez viene attaccato, poi Carraro. Adesso il Padova deve veramente far girare la sfera e far trascorrere più secondi possibili. All'indietro ancora per Crepaldi, che però Cicis che sbaglia, poi Bertollo, quindi Pastore, ancora l'intervento da parte di Rodriguez, intervento risolutore. Questo autogol di Carraro che ci farà trepidare nelle fasi finali dell'incontro. Adesso c'è un tentativo ancora di De Marchi con la respinta di Ballarin. Righetto, intercetto da parte di Maddalosso, poi ancora De Marchi, e quindi pallone messo al centro per Munaretto e poi Pastore, lo scambio con Bertollo all'indietro per De Marchi e Ballarin ci mette la sua, è libera la porta, sbaglia però Maddalosso, colpisce male, stava rientrando frettolosamente Righetto verso la propria porta, c'era lo spazio per tentare il pallonetto ma Maddalosso ha colpito il pallone troppo di esterno. Attenzione intanto al passaggio filtrante di De Marchi, Padova non ne approfitta, esce Maddalosso, rientra Preatoni, i due giovanissimi under del Padova, e adesso Rodriguez, poi Preatoni, Carraro,
viene attaccato da Munaretto, ancora Carraro. Carraro mantiene il pallone e poi alla fine è costretto a metterlo in out, e allora Campo San Piero che si rigetta completamente in avanti. Ancora una gran botta da parte di De Marchi, sempre pericoloso questi tiri dalla distanza. Preatoni, Carraro, pallone scodellato in avanti dove non può arrivarci Crepaldi. Adesso sta soffrendo un po' anche sul piano fisico il Padova, vediamo, forse sarebbe bene provvedere anche a qualche cambio volante, perché abbiamo visto Crepaldi, Carraro respirare piuttosto affannosamente, ma intanto il Pastore che viene avanti e poi ancora una volta Ballarin ci mette una pezza e salva su questa conclusione. Attenzione intanto, sempre il Campo San Piero in avanti con Pastore, Righetto, Pastore, pallone in mezzo e poi potrebbe anche Preatoni, se ne va Preatoni, se ne va, e poi c'è il fallo, sì, e l'arbitro dice che c'è anche la munizione per il portiere Righetto. Vediamo cosa penserà di decretare l'arbitro. Calcio di punizione dal limite, c'è chi chiede il rosso dalle tribune. Preatoni che forse poteva tentare il tiro un po' prima, ma era riuscito a saltare il portiere di movimento Righetto, il quale l'ha steso e quindi si è beccato la sua munizione. Però Padova che può battere questo calcio di punizione dal limite dell'area. Siamo sempre sul 3-1. Vediamo lo schema. Rodriguez, poi Carraro, poi ancora Rodriguez, riconquista la sfera. Crepaldi in mezzo per Carraro, troppo forte questo passaggio. Attenzione adesso perché Padova non può rischiare più nulla. De Marchi, quindi Pastore, è rientrato Righetto come portiere di movimento. Ancora Righetto, tenta il tiro, la porta sì, è vuota questa volta, poteva tentare la conclusione Rodriguez, e allora Righetto, riparte il Gifema. Bertollo, quindi De Marchi, ancora Righetto, De Marchi, si chiude il Padova. Sono in 5 quelli del Campo San Piero con questo pallone scaravettato al centro, ma finisce qui e il Padova vince 3-1. Splendida vittoria dei biancoscudati che si rilanciano in classifica, adesso salgono a quota 10, a 2 lunghezze soltanto dagli avversari di questa sera, e quindi un Padova che potrebbe anche riaprire il proprio campionato, purché la smetta con questi alti e bassi, sconfitte in trasferta e vittoria in casa. Sarebbe anche bene dare un po' di continuità di risultati per arricchire la propria classifica, ma intanto accontentiamoci di questa bella vittoria di questa sera, 3-1 per il Padova contro il Gifema Campo San Piero. Padova che sale, come dicevamo, a 10 punti in classifica. Seguiteci sempre, grazie a Stefano Volpe per il commento tecnico, seguiteci sempre su Calcio Padova TV.